Dopo la conferenza stampa di ieri da parte della Procura presso il Comando dei Carabinieri di Agrigento sull'indagine all'operatore sanitario, arriva oggi un esposto al Procuratore della Repubblica. A farlo è lo studio legale Scozzari Associati, che già nella giornata di ieri aveva con un suo scritto anticipato il malcontento. L'avvocato Giuseppe Scozzari afferma come, con riferimento alla vicenda che nelle ultime ore è stata oggetto della conferenza stampa della Procura della Repubblica e dei Carabinieri di Agrigento, mi preme ribadire in qualità di difensore dell'indagato quanto segue. A oggi l'arresto non è stato convalidato e soprattutto non sono ancora stati resi noti i dettagli della vicenda che ha per oggetto l'ipotesi di reato delicate che coinvolgono la vita familiare e professionale di un soggetto che non è ancora stato messo nelle condizioni di conoscere le accuse mosse nei suoi confronti. Tutti gli atti del procedimento, continua Scozzari, in fase di indagine sono coperti dall'ex articolo 329 del Codice di procedura penale, dal segreto istruttorio, fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Di tali atto è vietata ogni divulgazione, anche parziale o per riassunto. Il divieto di divulgazione è insito nel segreto istruttorio, afferma lo studio legale, quindi non possono essere divulgati atti giudiziari, men che meno riproduzioni audiovisive, circostanze tutte ribadite anche dalla sentenza della Corte di Cassazione del 20 gennaio 2015. Nell'ambito dell'indagine di cui al noto procedimento, tali principi sono stati del tutto disattesi e gli atti di indagine in aperta violazione del segreto sono stati oggetto di indebita divulgazione. Gli atti, ancor prima di raggiungere l'indagato, erano già stati divulgati in palese violazione del segreto istruttorio. Tanto la divulgazione di notizie segrete per l'avvocato Scozzari prima della notifica agli indagati di un atto di indagine, in specie video, foto, auto delle riprese effettuate dalla polizia giudiziaria, costituiscono un illecito che come tale può e deve trovare una sanzione. Le condotte sono descritte, conclude Scozzari, saranno oggetto di autonoma valutazione da parte del Procuratore della Repubblica.